molte di essere qui a ragionare insieme di un tema che, come vedo anche nel mondo del terzo settore, in particolare di questa sessione ieri di questo workshop, non attira tantissimo. Ed è, credo, un peccato che sul tema dell'invecchiamento si scontino o da una parte l'idea che è un processo inesorabile, come tale arriva e c'è poco da fare, e dall'altro si lascia che il tema venga affrontato essenzialmente come un problema privato, e nel nostro paese ha un po' questa caratterizzazione. Mentre credo che sia uno dei fenomeni più affascinanti che ci riguarda, che riguarda le nostre società e che sta spostando i paletti di tutte le età, di tutti i modi in cui affrontiamo le varie tappe dell'esistenza. E quindi è in realtà un fenomeno di portata molto ampia e peraltro anche molto generosa. Grazie. Perché ci dà il tempo anche di immaginare e di prepararci a quello che sono una serie di trasformazioni che avvengono con il succedersi delle generazioni e delle corti di età. Quindi anche collettivamente potremmo essere in grado di essere un pochino più preparati con un pensiero lungimirante sul tema dell'invecchiamento. E invece nel nostro paese, perfetto, grazie. Invece nel nostro paese accade che l'invecchiamento si associa ad un'inerzia di tipo mentale e noi sappiamo che il modo in cui si legge un fenomeno determina poi anche il modo in cui le politiche e le pratiche poi lo affrontano. E questo è un po' lo stato dell'arte attuale, mi sembra insomma che anche questi numeri e quindi vi ringrazio di essere qui ad affrontare invece una riflessione che io trovo anche molto avanzata e evoluta grazie essenzialmente ai due ospiti e ai due relatori che sono qui seduti al tavolo, che poi presento. Dico due parole introduttive anche per dire perché sono qua. Sono Elisabetta Donati, sono una sociologa della famiglia e attualmente sono responsabile scientifica di una Fondazione Ravasi Garzanti. Quindi il mio ruolo qui è dal punto di vista di un ente filantropico che nell'assumere il proprio compito lasciato in questo caso dall'editore Livio Garzanti di occuparsi per il miglioramento della condizione di vita della popolazione anziana, ha pensato utile esplorare con diversi interlocutori, non da sole, quindi insieme ad altri, esplorare meglio questo fenomeno e provare a darne anche delle chiavi di lettura che fanno riferimento all'ampia letteratura che invece il mondo, che ormai attraversa il mondo e che spesso nei ragionamenti invece che facciamo noi dell'invecchiamento sembra che non esista, non si sia depositata cultura sia in ambito accademico ma anche poi nella stessa esperienza di chi poi eroga dei servizi. Uno dei temi che meno è affrontati è che le esistenze durano più a lungo e come tale siamo chiamati a riformulare più volte i piani della nostra vita, perché avendo durate diverse, confini diversi, attribuzioni di ruolo diversi, status diversi, sono da ripensare e soprattutto sono da rinegoziare con le altre classi di età, con le altre corti di età. Questo è molto interessante perché significa aver spostato l'evoluzione, il succedersi delle generazioni, come anche spinta l'innovazione in una fase storica in cui invece l'innovazione può essere generata da una capacità di collaborazione tra le generazioni. E questo è un passaggio importante perché
anche qui una delle inerzie culturali è quella di immaginare che i rapporti tra le generazioni sono necessariamente su un filone della conflittualità. Anche ieri qualche cosa è emerso di questo tema. Mentre credo che soprattutto nel nostro paese la compresenza delle generazioni è talmente evidente sul piano della cooperazione e della solidarietà, al punto che il 71% delle famiglie composte da anziani over 65 vive a meno di 1 chilometro di distanza da almeno un figlio o figlia, e il 57% dei bimbi 0-3 anni nel nostro paese sono cresciuti dai nonni e dalle nonne. Quindi c'è un tema di grossa vicinanza e collaborazione tra le generazioni, e pur all'interno ovviamente di una dialettica anche sull'attribuzione ovviamente poi delle risorse della distribuzione. Allora, quindi questo tema che le esistenze durano più a lungo, abbiamo detto, rischia di non essere abbastanza considerato nel perimetro delle politiche pubbliche, nell'organizzazione dei servizi e anche nelle lenti della società. E quindi come fondazione ci siamo posti il tema di esplorare meglio e di far crescere, insieme a noi, nella realtà milanese in cui la fondazione opera, degli approcci diversi, possibilmente il più possibile dialoganti tra loro, su che cosa comporta per una città, in questo caso come Milano, avere tra i trend di innovazione più peculiari quello dell'invecchiamento di una parte consistente dei propri abitanti. Non può essere un fenomeno di nicchia, dal momento che le previsioni danno dei numeri significativi che adesso penso insomma, di essere davanti a una platea di gente che conosce bene qual è il trend dal punto di vista quantitativo. Ci interessa quindi pensare cosa significa per una città assumere l'invecchiamento come una delle leve dell'innovazione e non invece come uno degli elementi oppositivi alla dinamica di trasformazione di un contesto urbano evoluto come quello milanese. Partendo appunto, dicevamo, dal fatto che ci sono tanti attori che operano all'interno, in questo caso, della realtà milanese, e il nostro obiettivo è quello di intercettarli e provare a fare un percorso che ci porti a chiederci, ad esempio, se l'età cronologica è davvero un criterio sufficiente oggi per dare la definizione di una persona, e quindi basta il compimento dei 65 anni per definirlo anziano, con quella anche modalità omogeneizzante che spesso si ha nelle definizioni e nelle categorie, per cui la popolazione anziana over 65 sembrerebbe essere una popolazione che, anziché accogliere la forte diversificazione delle esistenze che la durata del tempo procura, si va invece dall'altro lato ad omogeneizzarne il profilo, e quindi immaginando che siano tutti uguali, i vecchi e le vecchie siano uguali. Già dire vecchi e vecchie, e quindi dirlo maschile e femminile, insomma, ci fa dire nel nostro paese, l'abbiamo visto anche dagli ultimi dati Istat, gli over 105 del nostro paese, 9 su 10 sono donne, e quindi insomma il trend dei centenari sta disegnando delle traiettorie specifiche per uomini e donne, e poi le ricerche ci hanno detto che si invecchia in modo molto diverso in relazione alle vite che si sono condotte prima, per cui è chiaro che il riferimento che faceva anche ieri Enrica Chiappero ad una lettura che guardi i soggetti e il contesto, quindi è molto interessante per noi accogliere proprio questa necessità di guardare nel mentre gli individui si inoltrano nella nuova stagione della vita in relazione a che contesto danno corso a queste loro strategie di vita, a contesti che possono essere più o meno facili, più o meno includenti, con risposte più o meno universalistiche, più o meno militanti. Quindi questa è una delle ragioni che ci ha spinto a questo. Quindi da un lato guardare all'età con delle chiavi di lettura molto meno definite dall'aspetto cronologico,
Mi viene in mente, se noi guardiamo a dati Istat che ci dicono dell'aumento di padri nell'età intorno ai 60 anni, di padri di figli piccoli. È evidente che quando si è genitore di figli piccoli in là nel tempo è come se l'età dell'adultità si protraesse, no? E quindi si permanesse di più in una definizione di sé come individui adulti. Dall'altro lato è interessante vedere, il mio osservatorio anche all'interno di una fondazione che eroga servizi per gli anziani, che a 75-80 anni si permane spesso ad essere figli e figlie di genitori molto in là negli anni, generalmente di una donna anziana. Quindi questo fatto di essere ancora figli è come se spostasse la transizione alla vecchiaia, la facesse posticipare. Quindi già questo ci dice come il paletto cronologico in realtà è molto relativo in relazione ai tanti ruoli che abbiamo e all'incrocio o meno con le biografie delle altre persone con cui facciamo un tratto di strada. E l'altro aspetto che mi sembra interessante è quello che, come riferiva appunto anche ieri Chiappero, che la struttura per età della popolazione non cambia in modo indipendente dai suoi attori, quindi non è che anche quando ci occupiamo di invecchiamento in una comunità prima facciamo la fotografia di quel contesto in termini di dati anagrafici, di consistenza delle corti di età, di caratteristiche sociodemografiche dei soggetti e poi immaginiamo che dopo che abbiamo capito quel contesto arriveremo anche a capire le strategie dei soggetti. In realtà gli individui fanno le loro scelte in relazione a quello che è in quel momento possibile per loro. E quindi mentre il nostro paese prova a definire cos'è l'invecchiamento, intanto abbiamo già nelle vite delle persone tanti modi diversi di guardare a questa stagione della vita e a mettere in campo piani, progetti, strategie per venirne a patto. E questo è un altro degli elementi che appunto richiama a quello che dicevamo, a quello che emergeva prima. Ecco, nel nostro percorso di esplorazione abbiamo potuto vedere che sono moltissimi i riferimenti a livello internazionale a un'idea dell'invecchiamento come un processo che modifica i tratti essenziali di una determinata società e quindi non è un fenomeno di nicchia, non è un qualcosa che avviene a latere, non è un qualcosa che è indipendente dagli altri elementi di trasformazione, ma vi entra in diretta relazione, se non a volte a contrasto. Pensate a tutte le politiche che hanno riguardato il mercato del lavoro e l'uscita dal mercato del lavoro. Abbiamo assistito a uno spettro che andava da il ritiro dal mercato del lavoro in età anticipata attraverso tutta una serie di scivoli e di politiche per favorire, no, l'uscita dei lavoratori anziani a dopo quasi 20 anni esattamente a un tratto decisamente oppositivo dove il lavoratore anziano deve essere trattenuto al mercato del lavoro il più a lungo possibile. O la stessa definizione di persone non autosufficienti e come oggi tutta la letteratura anche di processi di fragilizzazione come quelli legati alla demenza ci parlano invece di una possibilità di costruire insieme dei modelli di cura e di assistenza direttamente con i diretti interessati. Insomma, accadono molte cose, la letteratura internazionale per fortuna ci aiuta in questo e quindi riferimenti come alla conferenza demografica dell'ONU all'inizio di questo millennio, dove lancia la grande parola d'ordine di una società per tutte le età e mette a fuoco questo tema dell'invecchiamento come un processo che dura tutta la vita in relazione a tanti fattori. Arriva poi anche la formulazione dell'OCSE e dell'Unione Europea di guardare all'invecchiamento con un approccio legato al tema della longevità e vederne anche le implicazioni di carattere più generale con quella che viene definita la Silver e Longevity Economy, che è un altro modo per posizionare il tema dell'invecchiamento
nelle interrelazioni con tutta un'altra serie di trasformazioni, l'innovazione tecnologica, il mercato del lavoro, le politiche per l'apprendimento e l'istruzione, sono alcuni dei temi connessi. E poi c'è la grande politica lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che guarda l'invecchiamento in relazione ai contesti e assume con il programma delle Age Friendly Cities il discorso della trasformazione degli ambienti urbani e non urbani per consentire all'invecchiamento di avere delle opportunità e delle chance per disegnarsi secondo i bisogni e le caratteristiche delle persone, fino ad arrivare oggi a quella che viene definita l'approccio della longevità anche all'interno delle trasformazioni urbane, che quindi non si occupa più solo del creare ambienti favorevoli agli anziani, ma ha colto la visione complessiva dell'età e quindi dice creare ambienti favorevoli affinché tutte le persone possano invecchiare dal momento in cui sono molto piccoli fino al momento in cui arrivano alla fine della propria esistenza. Capite che rispetto al dibattito del nostro paese tra RSA sì, RSA no, assistenza a domicilio sì, assistenza a domicilio no, quanto sia limitante, quanto davvero sia una disputa che non ci porta da nessuna parte. Questo è un po' molto sinteticamente il quadro entro cui ci collochiamo. Allora, ragionando insieme ai due relatori e relatrici qui presenti, abbiamo provato e proveremo insieme a voi a capire se questa visione più aperta, più dinamica, più attenta anche a quello che sta avvenendo fuori dal nostro paese, abbia cominciato anche a ispirare interventi di chi eroga dei servizi, di chi si muove all'interno della programmazione delle politiche e di chi intercetta appunto nuovi profili dell'invecchiamento. E in particolare il contributo dei due relatori e relatrici sarà se queste nuove letture dell'invecchiamento stanno orientando anche le diverse componenti del terzo settore, quelle di aggregazione solidaristica, quelle di imprenditoria sociale e quelle filantropiche. E quindi se questi soggetti riescono a creare anche degli allineamenti affinché questa lettura possa tradursi poi in risposte, in approcci, in pratiche collaborative. Ecco, quindi se l'impresa sociale è in qualche modo in grado di cogliere questa rinnovata domanda, offrendo non solo servizi, ma quello che a noi interessa è anche habitat innovativi, che non vuol dire necessariamente che a un aumento dei bisogni debba corrispondere subito una traduzione in termini di risposte di servizi. Quello che il tema della longevità solleva è in realtà più una disposizione a rileggere i pilastri fondamentali del funzionamento delle nostre società, assumendo questo tema del cambiamento demografico come una delle leve di trasformazione e non come oppositive al tema dell'innovazione o frenante, pur con tutta la complessità che l'invecchiamento comporta, sia quando si sta bene, sia quando ovviamente non si sta bene. Allora, il primo intervento, che sarà quello appunto della dottoressa Carla Piersanti, coordinatrice del progetto Curami e Proteggimi di Milano, vuole proprio entrare nel merito della prima dei temi che mi sembra importante affrontare, cioè quella di creare forme aggregative tra soggetti affinché si possa adottare una lettura più evoluta del tema dell'invecchiamento, in questo caso in un contesto metropolitano come quello milanese, e che cosa viene richiesto per poter tradurre questa capacità aggregativa in termini di organizzazione del lavoro, di ridefinizione anche dei profili professionali, in termini di pratiche collaborative, essenzialmente con questo
fuoco molto importante che secondo me altrettanto è poco tematizzato, che è il tema della solitudine del curato e la solitudine del curante. Questo è un altro degli elementi, sapete appunto che il welfare che ci caratterizza sposta fortemente verso le famiglie con una indistinta definizione di famiglie, indistinta definizione di caregiver. Quando poi entriamo dentro nell'analisi invece di queste condizioni, capiamo che spesso la definizione di caregiver attraversa una storia della vita delle persone molto complessa, anche a volte molto dolorosa, molto pesante, con il rischio che la solitudine della persona anziana abbia come corrispettivo una solitudine ed una forte stanchezza anche di chi se ne prende cura. Ecco, questo è uno dei tentativi, mi sembra ben riusciti, di provare a rompere questo, purtroppo, questo vincolo che in molte delle famiglie italiane si presenta. Quindi darei prima parola a te e dopo entriamo nel merito anche del contributo di Massimo. Grazie molte. Abbiamo detto 15 minuti e poi la possibilità quindi di poter parlare, raccontare e confrontarsi con quanto detto. Grazie. Perfetto, grazie mille alla dottoressa Donati e per l'invito. Sì, diciamo che l'idea dalla quale noi siamo partiti è stata proprio quella di provare a rendere operativa questa complessità di cui lei ci ha parlato adesso e quindi come poter costruire un qualche cosa che fosse a misura della persona anziana e della sua famiglia, dei caregiver che gli stanno accanto, per poter comunque rispondere a quelli che appunto parlano ancora di bisogni ma che poi sono un qualche cosa di molto diversificato e, come giustamente lei diceva, riguardano le persone nel momento in cui comunque ti vengono a chiedere determinati servizi, hanno determinate necessità e quindi intorno a questo si cerca appunto poi di costruire un set di risposte. Per questo abbiamo un po' pensato di lavorare su un progetto che adesso appunto vi presento, che è Curami Proteggimi, che è un progetto che è nato in piena pandemia, in realtà nel 2020, quindi a livello progettuale è stato pensato nel 2020 e che poi è stato reso operativo nel 2021. Innanzitutto è stato un progetto reso possibile dalla fotovisione di Fondazione Ravasi Garzanti che, occupandosi di invecchiamento, ha provato proprio a raccogliere intorno a sé organizzazioni, realtà che hanno un'expertise di lunga data sul tema della persona anziana e che già offrivano comunque servizi in maniera però individuale, cioè ogni organizzazione offriva un set di servizi e questo, come dire, in una città come poi potete immaginare bene come Milano, crea sicuramente anche molti duplicati di servizi che sono sostanzialmente analoghi e che poi magari si differenziano per tariffazioni, modalità di presa in carico, eccetera. Il tentativo è stato proprio quello di ragionare invece sul mettiamoci comunque intorno a un tavolo e coinvolgendo alcune di queste realtà, e vedremo come sono state coinvolte, provare a pensare a un insieme, a un catalogo, lo chiamiamo così, diciamo, di servizi per offrire comunque al massimo la copertura di quei bisogni, di quelle necessità. I partner che sono stati coinvolti sono qui richiamati in questa slide. Abbiamo quindi in realtà della cooperazione sociale e questi sono tra l'altro i main partner, cioè sono i primi partner che sono stati coinvolti. In realtà il partenariato si sta allargando e abbiamo anche differenziato quelli che sono partner erogatori di servizi dai partner che invece sono anche proprio all'interno della compagine, perché in
questo momento Curami e Proteggimi è sostenuto da un punto di vista formale da un'associazione temporanea di scopo, una ATS, che è, diciamo, il veicolo che ci sta permettendo di portare avanti le attività, ma anche su questo poi vi dirò perché c'è appunto uno sviluppo che avverrà nei prossimi anni. Sono in realtà queste qui richiamate che hanno su Milano grande esperienza di tanti anni appunto nell'attività con le persone anziane, ma come vedete sono anche citate delle fondazioni, naturalmente Fondazione Ravasi Garzanti che è promotore dell'iniziativa, ma anche altre fondazioni, in questo caso Fondazione Pasquinelli, Fondazione Resi Sociale, che si sono messe a disposizione del progetto garantendo sia risorse ma anche spazi, ma anche pensiero rispetto a quelli che potevano essere, e anche risorse umane, rispetto a quello che potevano essere delle attività da portare avanti. E poi adesso vi descrivo man mano. Il progetto quindi è di Milano ed è un progetto che per noi vuol dire sostanzialmente il poter riconoscere alle persone il diritto, come appunto qui richiamavo, alla promozione delle loro capacità. La frase che prima diceva Elisabetta è molto importante, no? Comunque il diritto che ogni persona ha di poter scegliere, di poter contribuire anche a quelle che sono poi le finalizzazioni di queste scelte, cioè come, no? Poter vivere al meglio l'età che avanza. E su questo l'altro nostro obiettivo sicuramente è anche la possibilità di vivere il tempo in maniera piacevole laddove è possibile, laddove le patologie non hanno compromesso totalmente la loro capacità di vivere bene con una qualità di vita il più possibile alta, e per questo anche quindi i servizi devono seguire questo tipo di aspirazione. È diventato quindi Curami e Proteggimi sostanzialmente ed è un luogo di accoglienza dove si lavora anche tanto affinché le persone che lavorano all'interno degli sportelli del servizio, in un'equipe che è molto, come dire, coesa da questo punto di vista, nel senso che comunque lavora molto insieme e sul quale si sta continuando a lavorare tanto perché gli operatori possano innanzitutto sentirsi a proprio agio nel promuovere un progetto di questo tipo, siano formati e costantemente come dire, anche tra di loro in aperto comunque comunicazione, collaborazione sulle pratiche che quotidianamente devono mettere in campo. E capite bene che questa è una parte alla quale abbiamo dedicato tantissimo tempo nella fase di startup, ma che continua tuttora e continuerà sicuramente sempre, perché arrivando da organizzazioni diverse, una delle prime tematiche che abbiamo dovuto affrontare è proprio stato quello delle diverse modalità che ciascuno aveva di portare avanti il proprio lavoro, sia di ascolto, sia di risoluzione dei problemi, sia di erogazione dei servizi, sia di rendicontazione dei servizi stessi, quindi a tutti i livelli, sia a livello diciamo più proprio di vicinanza alla famiglia e all'anziano, ma anche poi di gestione successiva. E quindi vuol dire un continuo scambio, vuol dire un continuo ascolto delle persone e anche che ciascuno possa trovare il proprio spazio. Questo per noi è molto importante perché solo con un'equipe molto coesa e che lavora con obiettivi chiari rispetto a quelli che sono anche i valori fondanti di un progetto del genere, sicuramente si può avere successo. È chiaro che per poter avere quella somma del 1 più 1 fa 3, e in questo caso bisogna partire naturalmente dal coinvolgimento innanzitutto degli operatori. Stiamo parlando appunto di servizi che hanno a che fare molto con l'ascolto diretto delle persone, che durante la pandemia naturalmente è avvenuto anche inizialmente molto tramite telefono, video call,
che ora sostanzialmente è ritornato in presenza, anche se non totalmente, e che quindi ha bisogno di continui aggiustamenti, proprio perché poi ogni persona ci porta la sua storia, e quindi la standardizzazione anche delle risposte non può esserci, anche se naturalmente c'è bisogno di standard, di pratiche, nel senso che abbiamo tutti bene in chiaro quali sono i processi di lavoro, però su questo va fatta un'azione di individualizzazione poi della risposta molto accurata e molto attenta. La consulenza quindi è garantita da questa equipe che è multidisciplinare, cioè abbiamo veramente varie figure all'interno del nucleo operativo di Curami Proteggi. Abbiamo assistenti sociali, psicologi, educatori, abbiamo animatori, animatori della pet therapy, abbiamo operatori dell'informazione e dell'orientamento, abbiamo insomma soggetti, veramente persone con anche qualifiche e professionalità molto diverse. Le linee guida che ci hanno un po' motivato per avviare Curami Proteggimi sono state un po' queste. Innanzitutto il tema del ripensamento o comunque ricondivisione del tema dei servizi domiciliari, cercando di evolvere dai modelli classici. Allora, premetto che sicuramente la maggior parte dei servizi che noi proponiamo alle famiglie sono servizi per la buona cura e il buon vivere al domicilio, però poi a un certo punto al domicilio purtroppo non si può più stare per tanti motivi, e quindi c'è comunque anche un lavoro importante di mappatura e di collegamento con le realtà milanesi e di fuori Milano che possono offrire soluzioni più residenziali. È un set quindi di proposte che viene fatta in base alla condizione della persona. Su Milano noi abbiamo un sistema di servizi domiciliari, parlo di quelli sociali del Comune di Milano, che comunque va ancora molto sul tema delle prestazioni assistenziali al domicilio, e quindi non è sicuramente proprio come l'ADI sanitaria, però su alcune filiere di servizi, soprattutto di SAD, si avvicina tantissimo. Ecco, abbiamo cercato un po' di ragionare invece su quello che c'è prima di questa erogazione, no? Che è la parte che ad esempio gli assistenti sociali del pubblico fanno di ascolto e non prima di poi inviare alle cooperative la richiesta di assistenza. Secondo noi questa è una parte che però va assolutamente curata in maniera ancora più approfondita, dove tra l'altro serve anche una conoscenza del contesto di vita della persona che ti fa la richiesta di un certo tipo, e quindi anche di tutto quello che è il sistema di rete che c'è intorno a quella persona, non solo familiare ma anche di servizi, perché poi non può bastare l'intervento domiciliare assistenziale per risolvere una problematica che tante volte richiede poi altre cose, cioè la complessità è magari certo dell'assistenza del momento, ma può essere anche il tema di un amministratore di sostegno, il tema di ausili, il tema della domotica, il tema dell'adattamento dell'ambiente di vita. Quindi abbiamo cercato di tenere sotto il cappello di Curami Proteggimi questo tipo di visione a 360 gradi, come appunto qua viene riportato, e poi il tema anche della sperimentazione di punti di offerta territoriali, dove in questo momento accanto a un hub centrale che è proprio nel cuore di Milano, Corso Magenta, sono stati attivati degli sportelli nei vari municipi. Ancora non abbiamo la copertura di tutti i municipi, ma pian piano ci stiamo arrivando, in modo che comunque ci sia anche una presenza sul territorio di sportelli, quindi fisici, no? Aperti al pubblico, che siano più vicini naturalmente alle persone dove loro vivono. Milano è organizzata in municipi, sono 9 le zone, quelle che prima erano zone, adesso sono municipi, e quindi tenete conto, con un territorio così vasto c'è sicuramente bisogno anche di una capillarità
esigenze delle persone che sempre più spesso ci dicono di far fatica naturalmente a spostarsi per richiedere il servizio, e quindi le scelte possono essere plurime: il contatto diretto, l'appuntamento, la telefonata, la videochiamata, la visita domiciliare. Insomma, anche su questo abbiamo cercato di estendere al massimo le possibilità di incontro per le persone. È chiaro che, come ho detto all'inizio, questi servizi sono stati sperimentati e innestati in situazioni dove già c'era sia una conoscenza territoriale da parte delle organizzazioni, una capacità di ascolto, di presa in carico e di erogazione di servizi, e questo naturalmente ha facilitato tanto, perché si partiva da un punto 3, diciamo, un progetto, no? Sicuramente dal momento zero. La visione sicuramente, ecco, questo è una cosa alla quale Fondazione tiene tanto, ma tutte noi teniamo tantissimo, è tale per cui alle organizzazioni che via via così vengono coinvolte si chiede una grandissima affinità di visioni, di valori e di metodologie centrate sul fattore umano e l'importanza della relazione positiva con l'intero staff di progetto e con l'utenza. Perché lo metto questo come punto primo, diciamo, nel tema della visione, tenendo conto e dato per scontato tutto quello che anche Elisabetta Donati ci diceva un po' prima? Perché poi noi ci siamo un po' scontrati in questi, diciamo, anno e mezzo di lavoro più operativo sul fatto che più organizzazioni si sono avvicinate alla fondazione e al progetto, però qualcuna è stata anche scartata, nel senso che, e qui parlo di cooperative e associazioni in maniera abbastanza indistinta, non c'era quella volontà di farsi permeare totalmente dal progetto e quindi diminuire un po' della propria storia, cioè perdere un po' anche della propria storia, anche molto valida, anche molto importante, per ascoltare, per con umiltà entrare in un progetto che mette comunque in discussione tanto anche delle organizzazioni, anche della modalità con la quale queste organizzazioni portano avanti i loro servizi. Questo per me, per noi, è una cosa importantissima e quindi ci teniamo molto anche a questa sorta di scouting, non so come dirlo, però dove io non vado a vedere che cosa mi porti da un punto solo, che cosa mi porti da un punto di vista del servizio, da un punto di vista delle risorse, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista delle risorse umane, ma se c'è veramente questo voler sposare una visione, un'idea, un progetto, perché altrimenti è fallimentare la collaborazione, e l'abbiamo sperimentato. Nel momento in cui non c'è volontà di integrazione, e passa molto anche dall'umiltà, e qui uso questo termine apposta perché credo che a volte a noi del terzo settore, io arrivo da questa storia, sono ancora nella cooperazione sociale, ho una storia trentennale di cooperazione sociale, tante volte ci manca questo tipo di umiltà nel poter anche sperimentare cose nuove e andare verso questa visione innovativa di cui tanto parliamo, che però poi alla fine magari non è l'inventarsi chissà che, ma è il rigiocarsi in maniera diversa anche cose che alla luce degli anni 2020-2023 ormai dove siamo, magari avevamo provato anche a pensare un po' di anni fa, ma magari i tempi non erano maturi allora, adesso forse lo sono, però come lavoriamo insieme per arrivare a quegli obiettivi? Questo è un tema, insomma. È chiaro che poi il tema dell'ottima reputazione, della capacità delle persone di essere in grado comunque di collaborare e anche di collaborare con le istituzioni naturalmente è fondamentale. Ecco, questi sono i servizi, spero che si veda perché è un po' piccolo, però abbiamo diviso un po' gli ambiti, sono già in ritardo, visto i tempi, adesso abbiamo diviso un po' le aree, no? Quindi cura e salute, diritto e protezione, mente e corpo, casa e comunità, corsi laboratori. Come vedete è veramente un progetto ampio rispetto ai servizi, non si parla per dire solo di badanti, non si parla solo di
attività di stimolazione cognitiva non si parla solo di formazione, c'è tanto, c'è tutto il tema dei diritti, della protezione giuridica, l'adattamento degli ambienti di vita, questo progetto che portiamo avanti in particolare con Fondazione Ausil Sociale, molto interessante, poi vi parlerò naturalmente nella discussione dopo se volete anche un po' nel merito, però ecco, per ora siamo arrivati a questo, che è già tantissimo, però non è detto che poi tra qualche mese sicuramente nell'ascolto, nell'attenzione a quello che, e qui il tema dell'ascolto tramite anche i progetti che stiamo pensando, insomma anche abbastanza importanti di community, di ascoltare quindi i gruppi, le persone, le famiglie, i caregiver professionali, familiari, è fondamentale per poi arrivare a rimodulare anche i servizi e le attività. Le sedi attualmente sono queste, ne abbiamo aperte da subito 3, vedete i municipi che sono coperti e tra poco apriranno gli altri due sportelli. Quindi sostanzialmente stiamo coprendo un po' tutta l'area della città di Milano. Questi sono stati gli accessi proprio dei numeri che vi do in maniera iper sintetica, i contatti che sono appunto stati, che abbiamo avuto, telefonate, c'è un numero verde, i colloqui e le prestazioni effettuate dei diversi servizi. Questa è l'attivazione che viene fatta appunto anche tramite un numero verde, gratuito per chi ci chiama. Naturalmente tutta la parte informativa, di orientamento, di supporto è totalmente gratuita. È chiaro che poi nel momento in cui c'è il servizio specialistico e qui c'è un distinguo, c'è la compartecipazione da parte della famiglia, quando il servizio a volte invece è coperto da contributo o delle fondazioni o da altri contributi che ci arrivano, è totalmente gratuito, dipende. Ecco, quindi anche questo naturalmente è poi una modularità che dipende anche dalle risorse che abbiamo a disposizione. Il futuro del progetto, sto finendo, è questo, cioè adesso il momento è maturo per ragionare su quello che succederà a livello anche societario, cioè qual è il veicolo che ci permetterà di portare avanti Curami e Proteggimi, anche sganciandoci un po', no, dal tema delle comunque le fondazioni ci saranno, però è chiaro che deve avere anche un'autonomia che possa anche comunque portare avanti sicuramente il tutto, quindi il tema della forma giuridica, i assetti organizzativi, il business plan e gli accordi per l'ulteriore apertura rispetto a nuovi partner e anche a nuovi fornitori. E poi c'è un tema anche più informatico sul quale stiamo lavorando, siamo già alla prima release di piattaforma informatica che ci permette, perché già la stiamo utilizzando, ma ci permetterà poi in futuro di gestire naturalmente in maniera anche molto più come dire, immediata, più facile da tutti i punti di vista, una serie, non vi do i dettagli naturalmente su tutta la parte tecnica e tecnologica, però questo mi sembrava interessante darvi anche questo accenno. Grazie. Grazie molte Carla. Io penso che valga la pena magari di fare subito, se ci sono delle domande, oppure preferite che passiamo anche al secondo contributo e poi facciamo anche il secondo contributo. Dai, va bene. E intanto tenete bene il quadro fornito da Carla, che mi sembra anche molto interessante. Ecco, uno dei fuochi importanti, secondo me, delle tematiche legate alla capacità di risposta a questo fenomeno così articolato come è l'invecchiamento e così differenziato rispetto ai contesti, è quello che da un lato c'è una forte polverizzazione che caratterizza il settore, già lo diceva anche Carla, no? Come l'idea di una ricomposizione anche tra interventi domiciliari, quelli di fonte comunale, quelli di fonte sanitaria, quelli che poi le famiglie automobilitano con proprie risorse, insomma rende questo tema di come andare a creare una regia e una ricomposizione
motivazione tale per cui poi il soggetto riconosca meglio il senso di quello che sta scegliendo e perché lo sta facendo, mentre invece un eccesso di polverizzazione rischia anche di rendere quella che sempre ieri diceva Chiappero, la capacità di agency, cioè di essere soggetto che sceglie e che riconosce anche il senso di perché ha intrapreso quella determinata scelta. Dall'altra c'è il tema delle risorse limitate, e questo è un aspetto, non so se avete sentito ieri l'ultimo atto del Consiglio dei Ministri ha approvato questo decreto delega sul tema degli anziani con questo disegno molto ampio che va dal tema dell'invecchiamento attivo al tema della non autosufficienza, e per ora è stato definito a ISO risorse. Ecco, il nostro mondo, questo mondo è sempre chissà perché a ISO risorse, vabbè, comunque. E dall'altro quello che appunto assistiamo e assisteremo è un ampliamento del bisogno, che non necessariamente è immaginato un ampliamento del bisogno che vediamo oggi, perché le corti che invecchieranno probabilmente daranno a quel bisogno una configurazione di senso. Ci saranno arrivati a quel bisogno avendo messo in campo delle scelte, essendosi confrontati con una definizione di quel bisogno diverso che nel frattempo la collettività, l'opinione pubblica avrà dato. Quindi capite che provare a mettere assieme polverizzazione delle risposte, risorse limitate e ampliamento e diversificazione di bisogni pone alle organizzazioni delle domande non di poco conto. Allora abbiamo chiesto a un navigato sociologo come Massimo Campedelli, che è il direttore di Umana Persone di Grosseto, di raccontare rispetto a questi limiti, a queste che si presentano appunto come degli elementi importanti da considerare nella risposta che poi le imprese sociali possono dare in termini appunto di servizi, ma come ci diceva anche Carla, di modalità di collaborazione sia con gli altri soggetti del terzo settore, ma anche poi con la pubblica amministrazione. Ecco, ti chiederei proprio di darci un contributo su questo. Grazie molto. Grazie Elisabetta, buongiorno, grazie a tutti. Proverò ad essere il più possibile sintetico in modo tale che così poi possiamo discutere insieme. Toccherò 5 punti, forse, 4 sicuri, il quinto vediamo a base dei tempi, e parto da una sintetica, molto sintetica descrizione della situazione. Il Covid e lockdown vari hanno messo sotto stress il sistema in modo pesantissimo. Oggi i servizi hanno problemi di tenuta molto seria nel senso che i costi, le RSA cominciano a dire che potrebbe qualcuno anche chiudere, ma non solo, anche i servizi domiciliari. Quindi ci troviamo in una fase molto complicata rispetto alla quale credo che bisognerà fare poi dei ragionamenti anche proprio sulla contingenza di questa cosa. Detto questo, prima, dopo e durante e dopo il lockdown nel nostro paese abbiamo alcuni elementi che già accennava Elisabetta, che proprio li elenco, no? Allora, primo punto, non è vero che si spende poco, è che si spende tanto in modo molto frammentato e molto tanto. Si spende, ma in modo molto frammentato e molto disorganizzato, molto distribuito, eccetera, eccetera. A seconda di come si fa il perimetro della spesa, si può andare dai 40 ai 60 miliardi circa per la non autosufficienza. Dipende cosa ci mettiamo dentro, dipende dalle scuole di pensiero, eccetera, eccetera, ma c'è un bel giro economico, e quindi immaginatevi anche gli interessi che si muovono su questo. In questa cifra non ci sono i farmaci, che è un capitolo non indifferente, perché le persone anziane ammalate sono grandi consumatori di farmaci. Abbiamo un modello che è centrato sul cash, quindi su un forte trasferimento monetario e un ridotto intervento dal punto di vista dei servizi. Due dati:
l'INPS gestisce 18 miliardi circa per le varie forme di invalidità, vari sussidi per l'invalidità, l'indennità di accompagnamento, quella che prendono i disabili e gli anziani e non quella legata alla cecità e quant'altro, vale 12 miliardi. I comuni nel nostro paese gestiscono di spesa per gli anziani, a me sembra un po' bassa sinceramente, ma comunque in quello ufficiale poco meno di 2 miliardi. Tenete presente che noi abbiamo in più circa almeno 1 miliardo di agevolazioni fiscali legate alla non autosufficienza. Quindi abbiamo, ecco, questo per dire come tra i trasferimenti monetari o le agevolazioni fiscali noi ci muoviamo su una ventina di miliardi, insomma, ecco, per fare i conti proprio della serie. La situazione dell'integrazione è di una sostanziale disintegrazione tra sociale e sanitario, in particolare, ma anche tra cash e care. No? Questo dà l'idea di una serie di esiti che tutto ciò comporta. I modelli di welfare regionali, ma anche territoriali, sono assolutamente differenziati. Insieme ai modelli più avanzati o forse più maturi, ecco, diciamo un termine un pochino più corretto, più maturi come possa essere Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, eccetera, eccetera, abbiamo situazioni ovviamente di vuoto, carenza e quant'altro. Recentemente mi è capitato di studiare le aree interne della Calabria, che la Calabria è l'area interna del paese, e vi garantisco che lì siamo in altri mondi. Un dato che può essere quasi un aneddoto è che in Calabria i primi piani di zona sono stati scritti l'anno scorso, non per tutti gli ambiti sociali, quindi dopo 20 anni dalla 328, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il nostro è un paese un bel vestito d'Argentina. Diversi sono i modelli di accreditamento, abbiamo una forte regionale con anche in alcuni casi diversi criteri standard per il riconoscimento dei bisogni, quindi per l'accesso, il diritto all'accesso ai servizi. Diverso quello di Trento da quello della Toscana, quello di Emilia-Romagna e compagnia cantante. Abbiamo una grossa privatizzazione dell'assistenza familiare, lo sappiamo tutti, si parla di circa 1 milione di persone che garantiscono alle nostre case la tenuta. Ecco, 1 milione di persone vuol dire il 150% del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Anche con i nuovi assunti che sono stati a seguito del lockdown, del Covid, eccetera, eccetera. Abbiamo un'aspettativa di vita alta, non c'è dubbio, ma abbiamo anche un'aspettativa di vita non in buona salute alta. Cioè il problema, giustamente, siamo tutti contenti di poter, come dire, goderci anche un bel po' di anni in più rispetto a quello che si godevano i nostri nonni, ma dobbiamo tenere presente che dentro quel prolungamento della vita c'è un problema di aumento delle cronicità, aumento delle malattie, aumento delle patologie. Tu hai perfettamente ragione a dire che noi quando guardiamo i dati ISTAT sulla demografia praticamente non ci dicono nulla, producono bias, no? E se pensiamo a quanti piani di zona, come dire, sono infarciti di questi dati che non servono assolutamente a nulla. E chiudo su questi due punti, su questo primo punto, sottolineando due aspetti. Noi abbiamo fatto una grande discussione, tu giustamente lo dicevi prima, nei mesi scorsi, RSA domiciliare e quant'altro. Bene, noi non abbiamo un'epidemiologia dell'RSA nel nostro paese. Cioè, noi non sappiamo chi arriva, come è messo, eccetera, eccetera, eccetera. Andate a prendere i rapporti ISTAT sull'impatto del Covid nell'RSA, ecco, abbiamo dati amministrativi, se va bene. In alcuni casi non abbiamo neanche quelli. Non è chiaro neanche quante siano le RSA nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne aveva censiti 3.600, altri studi parlano di 4.200, 4.300. Perché? Perché poi anche qui il perimetro è variabile a seconda dei sistemi di accreditamento, riconoscimento e poi anche tante cose che non sono proprio alla luce del sole. Quindi questo è un po' a grandi linee il quadro. Secondo punto, tu accennavi giustamente che ieri sera, prima di andare a letto, ci siamo letti il decreto, il disegno di legge del governo
sia importante sottolineare due aspetti. C'è stata un'accelerazione col PNRR, nel senso che c'è stata la commissione Paglia 1 del Ministero della Salute, la commissione Turco del Ministero del Welfare, l'assunzione, l'attribuzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di quello che poi è il disegno che è uscito ieri, diciamo la Paglia 2 per sintetizzare, nella legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 156-172 più o meno, se vado a memoria, sono stati introdotti i livelli essenziali, sono stati ribaditi e rafforzati i livelli essenziali sociali, i LEPS, per la non autosufficienza, e a luglio, mi pare, è uscito dopo il piano sociale che è uscito a inizio anno, il piano sociale nazionale, a luglio è uscito il piano per la non autosufficienza, che ha stabilito, riprendendo la legge di bilancio, un incremento del fondo che per i prossimi 3 anni, il fondo quello che fa capo alle politiche sociali, non tutti gli altri soldi che girano, INPS e quant'altro, di circa 2,5 miliardi. Adesso c'è questo disegno di legge, poi magari dopo possiamo anche discutere che senso ha fare come ultimo step del governo questa cosa qui, ma il punto fondamentale è già quello che diceva Elisabetta, cioè una cosa ripetuta è a parità di risorse, e quindi questo è il quadro dentro cui ci stiamo muovendo. Nel PNRR, che è l'altro documento approvato ad aprile dell'anno scorso, insomma quello che poi a luglio la Commissione europea ha definitivamente approvato, a cui è partita tutta la storia del PNRR, a proposito di integrazione, i servizi della missione 5 sociali nel PNRR, adesso dobbiamo vedere l'implementazione di tutto questo, non corrispondono e non si integrano con la missione 6 che è quella sulla salute. Quindi adesso ci sarà un lavoro non indifferente per arrivare a questo. Allora, vado al punto. Allora, qui qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale è che bisogna affrontare la questione del cash. Cioè, io credo che una vera riforma per la non autosufficienza passi attraverso una policy che modifichi la predominanza dei trasferimenti monetari rispetto alla debolezza, frammentarietà e quant'altro dei servizi sociali e sanitari, sociosanitari. Questo è un punto. Secondo punto, e questo è nell'interesse delle imprese sociali, perché riversare, diciamo anche solo il 50% dei 12 miliardi di indennità di accompagnamento, diciamo il pilastro fondamentale, 6 miliardi circa nel sistema dei servizi, voi capite bene che cosa vuol dire, anche in termini di emersione del lavoro nero, eccetera, 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 eccetera. Qualificazione, formazione, tutte le cose che sono già state dette prima anche da Carlo. Secondo punto, terzo punto, scusate, qui c'è anche un problema culturale. Elisabetta prima accennava alla differenza tra il 72% di anziani che vivono a 1 chilometro dai figli e il 57% dei nonni che accudiscono i nipoti. In quel 14% ci sono circa 40 anni, 50 anni di vita nel nostro paese, più o meno, no? E questa forbice credo che in futuro aumenterà, posto che ovviamente le tendenze demografiche, natalità e quant'altro siano costanti, non è vero, insomma, quindi a un esame di statistica sociale verrei bocciato, una tesi del genere argomentata in questo modo. Ma il punto qual è? Il punto è che le famiglie non potranno, e già oggi non possono, pensare di continuare a riprodurre questo modello nel corso degli anni. Porto il mio esempio personale, io sono rimasto figlio unico, mio fratello è morto, e con la mamma anziana è stata una situazione molto complicata, e mentre seguiamo, ancora oggi c'è ancora mia madre, per fortuna, a me è venuta in mente la situazione di mia figlia. Mia figlia ha 3 bambini, e attualmente ha 2 genitori e 2 suoceri. Quando finirà di far crescere, di portare, insomma,
15-20 anni i suoi figli, dovrà, se va avanti in questo modo, se questo è il modello, dovrà ripartire con 4 anziani. Io credo che non sia un modo questo corretto di voler bene ai propri figli, eccetera, eccetera, eccetera. Allora qui bisogna che una generazione, un pezzo di generazione si prenda l'impegno di interrompere questo processo. Ma per fare questo non lo possono fare le famiglie da sole. Bisogna organizzarle, bisogna pensare a dei modelli che permettano di interrompere questa, diciamo, filiera familistico-assistenzialistica che è servita tanto nel nostro paese ma che oggi non può più reggere, per dati oggettivi. Chiudo su un quarto punto, non dirò il quinto. Il quarto punto è il tema del digitale. Covid e lockdown ci hanno invertito l'ordine dei fattori o la visione logica. Con la rete di cooperative che seguo e con altri clienti, insomma con un po' di giro in Italia, in questi anni ci siamo interessati della sperimentazione delle tecnologie assistive nell'ambito assistenziale sia residenziale che domiciliare. Le tecnologie oggi sono avanzate, non c'è dubbio, quindi non è un problema di tecnologia, deve cambiare la prospettiva con cui si affronta il tema delle tecnologie. Su questo l'Unione Europea ha investito, ieri abbiamo visto dei dati molto interessanti, importanti, sta investendo e ha investito. Mi pare siano 7 progetti Horizon da 20-25 milioni l'uno, in uno di questi siamo coinvolti come rete insieme a 40 partner, 10 paesi, eccetera, eccetera, eccetera. Qui il tema è che se l'innovazione tecnologica va avanti, il sistema dei servizi è molto rigido, molto fiero. Faccio qualche esempio. Primo, la formazione di base degli operatori. Assistenti sociali, OS non parliamone neanche, infermieri hanno pochissima formazione sulle tecnologie, fisioterapisti praticamente non hanno formazione, cioè chi va all'università non sa di queste cose, esce e se è un po' nerd, smanettando va avanti con le sue capacità, competenze, interessi. Se è dentro qualche progetto di sperimentazione va bene, altrimenti rimane fuori. In più c'è una resistenza all'interno della pubblica amministrazione, noi stiamo verificando in Toscana questo, nel senso che anche quando le imprese sociali mettono nei progetti per i bandi di gara dei servizi delle proposte di introduzione di tecnologie, in alcuni casi sembra dare fastidio. Guardate che in Toscana ci sono dei grandi poli di ricerca tecnologica, Sant'Anna Biorobotica è uno, Firenze è un altro, a Siena mi pare sia anche qualcosa del genere, industrie, start-up, eccetera, eccetera, eppure i servizi fanno fatica, la committenza pubblica fa fatica. Credo che ci sia anche alcuni problemi legati agli investimenti. Le imprese sociali devono fare i conti col fatto che non hanno sufficienti risorse per fare investimenti su questo versante e questo è un problema. Noi ci troviamo, con l'esperienza che stiamo facendo, un po' in mezzo al guado su queste cose qua, perché c'è un problema di formazione, lo ripeto, c'è un problema di committenza, c'è un problema di investimenti e c'è un problema di pensare a modelli di servizio aggiornati alla luce delle tecnologie. Noi stiamo prendendo le TV smart, piuttosto che i dispositivi indossabili, piuttosto che le forme di telecontrollo, teleassistenza. Ecco, c'è un dato che, e poi chiudo, lo trasmetto anche con simpatico, mi pare. In queste abbiamo 5 progetti vari, Horizon, nazionali, regionali, eccetera, eccetera, cui stiamo provando le tecnologie. Noi siamo sempre posti il problema della invasività delle tecnologie, no? Ma poi gli anziani cosa fanno? Qui sta succedendo che quando portiamo a casa a provare, noi stiamo di fatto testando dei prototipi, il robot che hanno inventato gli ingegneri, lo portiamo a casa, lo proviamo, piuttosto che la televisione che ha determinati dispositivi, eccetera, eccetera, per farlo in breve. Questi strumenti poi sono da riprendere, da riportare per facoltà di ingegneria,
chi li ha preparati? Beh, gli anziani si rimettono. Perché? Si rimettono perché questi strumenti danno sicurezza. E questo è un fattore rispetto all'evoluzione che tu dicevi prima, di cui parlavi prima. Questo è un fattore importante. Cioè, le politiche, i servizi, gli interventi devono tenere presente che nell'evoluzione che diceva giustamente Elisabetta prima c'è una domanda comunque che caratterizza, diciamo, l'invecchiamento o la progressiva non autosufficienza. Ho bisogno di non sentirmi totalmente solo nel momento del bisogno più difficile. Allora, mi va bene anche che ci siano 2 ruote, uno stelo, un tablet e qualcun altro da fuori casa me lo fa girare in casa così vede che se sono caduto possono intervenire, piuttosto che non avere niente. Grazie molte. Grazie. Bene, adesso credo che possiamo ragionarne anche con il vostro contributo, allargando il perimetro anche delle cose che le due relazioni ci hanno presentato. Questo discorso delle organizzazioni che si muovono in una logica di continuo apprendimento, che trovo che sia uno degli aspetti più interessanti emersi dalla relazione di Carla, con questo che è uno anche dei temi che in questi anni ci siamo molto posti con urgenza, che è quello di come le professioni possono integrarsi lavorando, dismettendo qualcosa della propria, non deontologia, ma della propria caratterizzazione per andare ad assumere quella fisionomia di professioni che lavorano sul confine. E questo è un segno di quella umiltà che diceva Carla, perché se la centralità è della persona, allora anche la definizione professionale deve essere in grado di creare quella rete di comprensione grande, allargata, complessa che la persona porta nel momento in cui descrive una situazione di bisogno. E questo è un aspetto molto importante, veniva fuori anche ieri, no? Il tema di avere professionisti all'interno del mondo della cooperazione, preparati, motivati, e questo richiede un grande investimento. E dall'altra parte, quello che ci raccontava Massimo è anche il perimetro entro cui realtà come quelle che lui, nel suo ruolo di direttore, muove tra mondo della formazione, in questo caso mondo accademico, le innovazioni che vengono dall'università, quello che le cooperative nel loro ruolo di erogatori di servizi portano nei confronti della famiglia, e poi l'attore pubblico che dovrebbe avere questo ruolo di pivot capace, insomma, un po' di creare un coordinamento anche rispetto a questo. Ecco, mi sembrano 2 aspetti molto rilevanti. Niente, adesso a voi la parola. Felice, poi. Ma io semplicemente, come persona già informata dei fatti, diciamo, per una piccola integrazione e una precisazione. Relativamente al ruolo di un ente filantropico nell'interlocuzione col sistema dell'imprenditoria sociale, nel senso che Fondazione Ravasi Garzanti si è accollata sostanzialmente i costi del progetto per un triennio presentato da Carla, però con un sistema di prospettazione di una progressiva riduzione delle risorse messe in campo, che dovrebbero essere coperte dalla produzione di servizi pagati in questa fase solo dalle famiglie, ma qui si apre il tema più complessivo del raccordo di questi servizi con i finanziamenti pubblici. No, Carla, questo è il disegno che abbiamo in mente. Perché cosa c'è alle spalle? Adesso 2 minuti. Tutto il panorama prospettato da Massimo e anche la logica sostanzialmente delle 2 commissioni, che parte da questo dato che non è proprio che manchino le risorse. Tu l'hai detto molto bene, hai dato anche qualche cifra,
ma i due soggetti in campo, la pubblica amministrazione arranca rispetto a un mondo in trasformazione, ma anche rispetto alle rigidità dei sistemi che ha creato e non riesce a farli girare. Ma perché l'idea qual è? Che qualsiasi modifica sia frutto di una pianificazione pubblica, per cui anche Livia Turco e Monsignor Paglia, chiamiamo, siamo solidari, il massimo che riescono a pensare è la trasformazione governata dal pubblico di queste risorse monetarie in servizi. Cioè dicono, noi dobbiamo riuscire a fare in modo che alle famiglie, anziché dare 600 euro al mese di quelli che sono insomma di assegno di accompagnamento o di indennità eccetera eccetera, gli diamo, eroghiamo loro dei servizi. È tutta una politica offertistica, termine brutale, termine terribile, ma però che viene usato. Il mondo dell'imprenditoria sociale si colloca dentro questa logica, dicendo questa è una logica che noi dobbiamo sostenere perché saremo noi quelli che andranno a erogare i servizi, che poi saranno pagati o direttamente dalla pubblica amministrazione con i voucher, ma l'impostazione che abbiamo cercato di dare con l'azione della Fondazione Ravasi Garzanti nel momento in cui si è posto il problema con poche risorse, perché immaginate una città come Milano, noi abbiamo un po' di risorse, ma rispetto a Milano dobbiamo essere degli agopuntori, dobbiamo riuscire a usare le nostre risorse per andare a centrare qualche ganglio. È stato quello di costruire un modello diverso, di stimolare, ne ancora di costruire perché siamo ancora in fase di costruzione, no? Ma di stimolare un modello diverso, dove attraverso la costruzione di una vicinanza che Carla ha descritto molto bene con le famiglie, si costruisca un'alleanza dalla parte della domanda, scommettendo sul fatto che questa alleanza dalla parte della domanda possa intercettare, e incominciamo a intercettarla, un po' della spesa privata, che è aggiuntiva, perché nella spesa che ha messo, di cui parlava Massimo, non ci sono dentro gli stipendi di quel milione di badanti. A quello stipendio un milione di badanti ci sono 20.000 euro l'anno, per un milione sono... esatto. Quindi, e quella è tutta spesa privata. Allora, una impresa sociale, cosa stiamo cercando di fare? Di stimolare il mondo dell'imprenditoria sociale attraverso processi di a costruire questa alleanza per le famiglie, non in alternativa alla spesa pubblica, ma per riuscire a diventare poi un polo di attrazione dal fronte della domanda, dell'offerta di servizi, della domanda, di una parte di questa, favorire questa virata, perché il problema che sta sotto a quello che diceva Massimo, che abbiamo tutti ben presente, è che quella massa di risorse non si traduce in servizi, perché in buona parte si traduce in altri approvvigionamenti di beni e servizi per la famiglia che non sono quelli specifici per la non autosufficienza, no? Sono dei sussidi molto generici che in alcuni casi riescono a essere finalizzati. Allora, il tema di riflessione per una situazione come questa relativamente al futuro dell'imprenditoria sociale è se ci può essere una parte dell'imprenditoria sociale che, lavorando anche sull'innovazione, sulle tecnologie, su tante cose, incomincia a ragionare non con strategie che non sono a rimorchio solo delle politiche pubbliche, ma scavalcano le politiche pubbliche, si pongono in relazione diversa con le dinamiche sociali ed economiche che si stanno determinando
Ovviamente quello che noi facciamo in una grande città per certi versi sarebbe più facile, in piccole città medie, questo lo stiamo sperimentando, siamo in contatto con altre esperienze dove nelle città medie, per esempio, le zone, i territori montani e cose presentano altre, però in questo imprese di comunità dovrebbero avere un'expertise per riuscire a scavalcare in avanti le dinamiche, le riflessioni, per essere all'appuntamento di qualche trasformazione sulla quale poi bisognerebbe avere la capacità di incidere attraverso una rappresentanza politica adeguata, perché che nelle due commissioni sia assente il mondo dei principali gestori dei servizi per il coso denota una mancanza di visione da chi organizza le commissioni, ma anche una drammatica assenza di capacità di riflessione, di proposta politica da parte del mondo dell'imprenditoria sociale, no? Sia quella cooperativa sia quella del mondo MEVA, UPIA, insomma delle imprese sociali di fatto. In questo, se il mondo della filantropia istituzionale, cioè delle fondazioni, riesce a fare l'abo puntore, cioè a mettere le risorse scarse di cui dispone rispetto al costo, perché quando parli di queste risorse puoi avere anche qualche centinaia, migliaia di euro da mettere poco, ma sono incommensurabili, può essere un elemento sul quale si costruisce un'alleanza. Tra l'altro, va bene, questo cercheremo di parlare nel panel successivo. Scusate, ma mi sembrava utile inquadrare. Molto bene, grazie, molto felice. Silvio qui, che così la sentiamo. Va bene, vabbè. Grazie. Sì, io mi occupo di scuola dell'infanzia, Bravissima. quindi è il momento giusto ecco, per ascoltare. infatti prima mentre parlava inizialmente facendo la sua premessa le davo ragione, dicevo io mi occupo di 3-6, quindi di età dai 3 ai 6 anni, in Trentino, in provincia di Trento, quindi sono responsabile del settore ricerca, formazione e servizi pedagogici della Federazione Provinciale delle Scuole dell'Infanzia, quindi sono 134 associate alla federazione, poi ce ne sono altre. Sono qui in questo, diciamo, workshop perché mi interessa capire, adesso siamo già in ritardo tutti credo, però adesso in futuro in che modo poter dare davvero gambe a quella capacità di collaborazione tra generazioni della quale parlava lei prima, no? Perché mi chiedo, al di là delle politiche offertistiche promosse dal punto di vista governativo, statale, provinciale, eccetera, nel corso dei decenni, in che modo possiamo recuperare un'attivazione diversa, anche sociale, non lo dico in termini ideali, lo dico proprio in termini molto concreti, in che modo possiamo recuperare un'attivazione sociale, territoriale, contestuale dei diversi gruppi di età per fare in modo di bypassare, aggirare a volte anche, no, gli ostacoli e le rigidità da un lato pubbliche e dall'altro anche le difficoltà pubbliche dello Stato, eccetera, o delle organizzazioni istituzionali, imprenditoriali, eccetera, per poter fare in modo che l'attivazione sociale si faccia comunque carico, si assuma una responsabilità collettiva. Se ragioniamo per comparti di età, ciascuna età nei confronti di un'altra, penso ovviamente non solo alle generazioni adulte nei confronti dei più anziani, ma anche dei più anziani nei confronti dei più giovani, dei ragazzi nei confronti. Abbiamo delle possibilità, sto parlando proprio dal punto di vista pratico, di creare delle alleanze territoriali che ci permettano di bypassare strade note e aggirare, magari di fare anche delle scelte un po' dirompenti. Ieri c'era qualcuno che parlava addirittura di eversione in senso buono, no? Cioè in che modo possiamo essere, non lo so, eversivi da questo punto di vista, cioè per fare in modo che le diverse età, le diverse generazioni possano rispondere bypassando le vie tradizionali ai bisogni di tutti e aiutandosi a vicenda. Ecco, me
lo sto chiedendo e me lo chiedo dal punto di vista di una persona che si occupa di infanzia e che si trova di fronte a ostacoli molto concreti, e che sono da un lato la carenza del personale, dall'altro esigenze crescenti delle famiglie che giustamente chiedono di più da un certo punto di vista, ma chiedono una scuola che non può essere il catalizzatore di tutte le richieste, ma non può neanche chiamarsi fuori dalle richieste. Quindi ecco, ho fatto sicuramente una gran confusione nel porre le questioni. No, grazie. Mi dispiace perché sono dovuta uscire 2 volte, quindi mi sono persa dei pezzettini. Prego. Sì, mi vedevo dietro, allora mi aggancio alla riflessione che ha fatto, non so il tuo nome, Lorenza e anche Felice. Intanto molto colpita dallo stimolo provocatorio di Elisabetta di rileggere la persona, cioè di dare una definizione della persona non solo in base all'età, ma una visione della persona anche in base a altre caratteristiche, no? Quindi quello del suo protagonismo nell'esistenza. Questo è molto interessante perché è il punto di partenza, secondo me, su cui si può lavorare proprio con un'ottica diversa, una visione sistemica che Carla prima accennava, metteva in evidenza col progetto. È importantissimo avere una visione, un pensiero, perché se c'è quel pensiero si può poi creare quell'alleanza necessaria per il cambiamento. Io tra l'altro sono pedagogista, in questo momento dottoranda, che ha la pedagogia è una scienza viva da questo punto di vista, perché proprio ha il compito di rileggere i contesti in chiave critica e di riformulare sempre nuove possibilità, quindi non di calare dall'alto qualcosa che ha funzionato in passato ma che in un contesto nuovo potrebbe non funzionare. Quindi mi ha colpito molto questo. La domanda che volevo fare a Carla: è bellissima questa proposta di fare una sorta di design di quelli che possono essere i bisogni dell'utente e quindi di cucire su misura un servizio o comunque dare una risposta a un servizio. Avete pensato anche a un qualcosa per far sì che poi la persona diventi risorsa, quindi quell'aspetto della vulnerabilità che è sì legata a un fattore oggettivo come può essere l'età o una disfunzione, una disabilità, che poi oggi la disabilità può avere forme diverse, può essere psicologica perché magari c'è un momento difficile della vita, può essere culturale perché non c'è lo strumento culturale per accedere. Avete pensato a fare in modo che la persona diventi anche un po' più protagonista di questo percorso, quindi dandogli anche degli strumenti, che secondo me questo è un altro tema di cui il terzo settore potrebbe veramente diventare protagonista, cioè quello di dare, fornire competenze a tutto tondo ai soggetti che sono vari e collocati, abbiamo detto anche ieri sera, non è solo una questione di età, per esempio tutta la preadolescenza, adolescenza oggi ha un grandissimo bisogno di ascolto e di orientamento, perché la mancanza di questi elementi fa sì che loro, al posto di impiegare le loro risorse in modo positivo, li impieghino in modo negativo. Adesso c'è tutto questo fenomeno del bullismo, Allora la domanda è: avete pensato anche, e come nel caso avete pensato di rendere protagonisti i soggetti che in questo momento possono essere richiedenti, ed è giusto che in una prima fase lo siano, ma poi come farli camminare con le proprie gambe, addirittura in un'ottica, perché la pedagogia ha anche un po' questo aspetto dell'utopia, della tensione, come trasformarli invece in risorse e quindi impiegarli anche nel processo affinché diventino utili. Ieri hanno fatto un esempio con i migranti. Grazie. Grazie. Sì, allora sì, anche perché faccio anch'io una domanda. Sono Raffaele Mignacci, sono un docente di economia politica, mi sono occupato specialmente in passato di invecchiamento. 2 o 3 domande. La prima, Carla, sul disegno del progetto. C'è un'attenzione al bisogno del singolo,
volevo sapere se è prevista anche una sorta di voice organizzata, perché questo ha a che fare con il rapporto con gli stakeholder, eccetera. Forse c'è semplicemente una curiosità. Il rapporto tra le generazioni, cruciale. Credo che stia nel rapporto delle generazioni anche il tema del quanto diamo cash, quanto diamo in kind, perché come giustamente Felice diceva, quei soldi lì se non vanno nei servizi vanno in qualcos'altro, e lì in mezzo spesso c'è un altro tema non toccato, che è la partecipazione al lavoro per il mercato delle donne, che stanno, dove è tua figlia, lì in mezzo, per cui questo tema di impatto generazionale è fatto di tante cose, compreso la sostenibilità complessiva, e il terzo stimolo è mi stupisce che non sia mai stato citato. Abbiamo le imprese sociali da una parte, lo Stato dall'altro, ma nel socio-sanitario ci sono privati, privatissimi, che se non sono le imprese sociali a fare la scommessa sul tecnologico, queste arrivano come squadre. Adesso lo dico in maniera, cioè, quindi c'è anche un tema di, non la chiamiamo politica industriale, ma è una cosa su cui poi se questo movimento non parte connotandolo per tempo, poi si trova con un competitor che ha i mezzi che questo lato non ha. Grazie molte. A voi intanto, sì, Allora, sul tema del coinvolgimento, del protagonismo e più in maniera più ampia del tema del bisogno, che sicuramente è del singolo, ma poi è di tutti coloro che sono intorno, no, a questa persona. Allora, innanzitutto un po' i dati sono tali per cui a noi arrivano richieste da parte di comunque anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, per cui con necessità abbastanza complesse. Quindi questo richiede un'attenzione e coinvolgimento naturalmente a tutto l'entourage che gira intorno a queste persone. Prima, in prima battuta, l'ascolto a loro, se sono nella possibilità di così raccontarci e di condividere con noi, e poi a chi ci porta la situazione, il caso, quindi di solito sono appunto figli, figlie, coniugi, nipoti, badanti, in realtà poi il gruppo è abbastanza variegato, assistenti sociali, nel caso di persone sole, totalmente sole. Quindi è chiaro che con loro si cerca poi di costruire quello che può essere appunto il o i servizi più idonei per rispondere all'emergenza, la chiamo così, poi tante volte per fortuna non è emergenza, però altre volte sì. E quindi questo è sicuramente un target dove si costruisce insieme a tutti i soggetti coinvolti il set di servizi di risposta. Poi è chiaro che invece nelle situazioni in cui la persona trova risposta immediata e poi si lascia agganciare per comunque essere protagonista appunto di richieste successive, ma anche farsi portavoce rispetto ad altri, che ne so, altri condomini del suo palazzo, piuttosto che amici, piuttosto che parenti, piuttosto frequentanti dell'associazione dove lui è volontario o volontaria. È chiaro che allora lì poi questi diventano amplificatori della possibilità di godere appunto di questo progetto, di questa attività, e proprio con Fondazione si sta ragionando su, lo accennavo prima, un progetto che tra l'altro appunto è un progetto tra l'altro non italiano, insomma, che arriva dall'estero e che ci coinvolgerà proprio su un discorso di community e in questo senso di ascolto partecipato per la poi migliore costruzione dei servizi. Quindi per rispondere un po' alle domande, sicuramente il
coinvolgimento è importante, e devo dire che è chiaro che nel momento in cui per esempio attivi delle azioni domiciliari, cioè vai a casa delle persone, incontri le persone e non solo la persona da assistere, ma di solito sono appunto un gruppo, no, e spesso c'è, ripeto, all'interno anche l'assistente familiare magari che è anche presente, cioè tutte queste ci portano delle competenze e delle componenti di arricchimento fondamentali per costruire meglio il setting. E non è solo questo, perché poi c'è anche il tema dei servizi che magari la persona aveva già coinvolto, le associazioni del suo quartiere, la Caritas, cioè veramente c'è una composizione enorme. Noi cerchiamo di poter avere contatti con tutti questi. A volte si riesce, a volte è più difficile. È proprio lì però dove ti giochi anche un po' la reputazione. Nel momento in cui il progetto è conosciuto, la reputazione di chi ci opera di un certo tipo, è più facile, no? Anche riuscire ad essere ascoltati e entrare nelle case dove naturalmente inizialmente ci può essere se no diffidenza, ma quando si capisce che siamo proprio lì per loro, ma per loro come gruppo famiglia, come al di là di cos'è la famiglia, come la definiamo, è chiaro che è sicuramente importante. E anche su questo poi i feedback successivi che chiediamo sono sempre anche lì rispetto a non solo che cosa possiamo migliorare di quel servizio, ma vogliamo essere anche soggetti che vengono chiamati nel momento in cui a quella famiglia succede qualcosa. Mi spiego. Il tema che diceva prima la signora anche dei vari gruppi, no? di età e come possono collaborare insieme anche diversi gruppi è importantissimo, perché per dire anche noi capita di ricevere richieste che magari arrivano dalla figlia della persona da assistere, che già che è lì ti parla dei suoi bisogni, dei suoi problemi di accudimento, che naturalmente incidono con il tempo da dedicare al parente, al papà per esempio, alla mamma nell'assistenza. È una catena, una filiera di servizi che si mettono in gioco, è una filiera di bisogni che non riguardano solo strettamente la persona anziana, ma forse anche sì, perché in realtà se io figlia ho meno tempo da dedicare perché ho un problema sul doposcuola del mio ragazzino di 12 anni, e questa cosa incide anche nella gestione, nel caregiving del papà, faccio un esempio, no? Però è molto, come dire, intrecciato in effetti il tema, quindi e su questo, vabbè, poi da lì si può parlare anche di tanto altro rispetto al coinvolgimento, sul volontariato, sul tema del supporto. Però. Ma se vuoi dire qualcosa? Ah, sì, a questo punto il quinto punto. Io credo che ci sia un problema di coscienza, consapevolezza di politica industriale dei servizi. La dico con una battuta, riprendendo la sollecitazione di Felice. Noi spesso andiamo a discutere di politiche sociali come se fossimo l'organizzazione dei pensionati, e questo ci taglia fuori rispetto alla capacità di prendere coscienza che siamo imprese. Giovedì iniziamo un percorso con la rete delle cooperative proprio su questo tema. Siamo in uno scenario nuovo, dobbiamo capire e prendere consapevolezza che se non ci misuriamo da imprese, ovviamente sociali, ma da imprese, noi rischiamo di discutere di altro, appunto, le riforme, le commissioni, i disegni, queste robe qui, e poi quando torniamo a casa, quando torniamo in cooperativa, dobbiamo risolvere il problema che non sono gli infermieri, perché il Servizio Sanitario Nazionale te li ha rastrellati, non hai le altre figure professionali per cui non puoi fare. Noi abbiamo cooperative che non fanno più le gare, perché non hanno il personale. E i costi sono aumentati, non sai come riesci a tirare a fine l'altro. Questa cosa qui non regge, non può reggere. Allora, dentro questo ci stanno le due questioni che tu ponevi. Cioè, la prima è quella del mercato del lavoro femminile,
Io ricordo Maurizio Ferrera che aveva fatto un calcolo, ma immagino che anche Chiara Saraceno e altri l'abbiano fatto nei vari studi. Maurizio diceva che ogni posto di lavoro attivo femminile ne genera 1,2-1,3. Vado a memoria per dire, noi abbiamo, e la prospettiva sarà questa, e sarà un problema anche di conciliazione di vita al lavoro, no? E questo a partire dalle persone che lavorano nelle nostre cooperative, perché nelle cooperative, quelle che conosco io, 70, 80, 90% sono donne. Quindi c'è un problema proprio di politica industriale. L'altra cosa che, come tu accennavi, ed è fondamentale, è che mentre noi discutiamo di riprodurre il paradigma della 328, perché è questo su cui ci stiamo, come dire, non riusciamo a uscire mentalmente da questa cosa qua. Oramai da 20 anni anche per le politiche per la non autosufficienza, e nel frattempo Google e Amazon vendono i servizi. Voglio dire, non sono ancora arrivati a pieno titolo in Italia, ma a noi Amazon ci ha chiesto di sperimentare, si chiama Alex è quello di Amazon. Noi prima che uscisse sul mercato, alle nostre cooperative è arrivata la richiesta di sperimentare Alexa nelle case degli anziani. Non è che ci hanno cercato perché siamo toscani, che ne so, belle facce, cioè, però hanno strategie di mercato molto precise. Doveva tarare l'accento. Doveva tarare l'accento. Ecco, allora, questo e dall'altra, cioè in questo momento, in Toscana, stanno investendo i grandi player privati, arrivano con milioni di euro, fanno l'RSA e chiedono alle cooperative di, tra virgolette, vendere le ore di lavoro. Fare il lavoro sporco di pagare la Chiaro? E il sistema pubblico è contento. ma anche le cooperative. No, Queste le mie no, non so. C'è un pezzo di cooperative che fornitore di manodopera. Passare da una parte all'altra. Vabbè. Comunque, questo uscire. L'ultima cosa che a me pare che sia davvero fondamentale, un po' riassuntiva se volete, io non entro nel merito dell'attività di servizio come sono state descritte, non è il mio mestiere. Ecco, io credo che a questo punto si pone un problema, che, allora, la dico in un altro modo. Noi funzioniamo per linee di ricerca, no? Una delle ricerche è sulla questione dei finanziamenti e investimenti per le imprese sociali. La nostra esperienza ci mette davanti a un problema. Spesso le cooperative, i responsabili amministrativi sanno andare a chiedere degli anticipi sulle fatture, ma strategie di relazionamento con gli investitori, no. Se andate sul nostro sito potete scaricare anche 2 o 3 lavori che abbiamo fatto, un catalogo degli investitori, degli investimenti, tutto. Però le cooperative sono ferme. Dall'altra, non so per quanto, ancora magari tu Felice ne sai più di me, o forse anche tu, in questi anni c'è stato un eccesso di risorse che non sono state utilizzate. Borromeo, Carlo, anni fa hanno fatto loro un fondo di investimento, abbiamo messo 10 milioni di euro per fare un fondo di investimento, ci hanno chiesto 200.000 euro dei imprese sociali del sud. Perché? Perché questi mondi qui fanno fatica a dialogare. Cioè perché a te non risulta. No, è vero quello che dici, i problemi dopo ne parliamo dopo una parte. Perfetto. Volevo arrivare lì, volevo capire un po'. Però qui c'è un problema di alfabetizzazione e c'è un problema da parte degli investitori di sapere che queste imprese non sono automaticamente piccole o medie imprese come qualsiasi altra. E questo è il punto a cui sono arrivato. Dopo se tu mi dai qualche input in più, sono contento. Ci sono, dai, Maria Chiara. Una veste un po' diversa. Allora, io sto seguendo questo pane, un po' perché c'è tutto questo essere donati. No, e perché da qualche mese lavoro in una
si occupa di accoglienza migranti, donne e adulti, e donne, uomini e adulti, ma anche minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta e quant'altro. E effettivamente dalle coordinatrici, dai coordinatori dei servizi mi è arrivata questa richiesta chiara, cioè di pensare all'invecchiamento delle persone accolte, perché è un problema super trasversale questa cosa, quindi anche all'interno di bandi, SAI, quest'ottica va considerata, perché ci sono persone che arrivano nel nostro paese all'età magari anche di, non per forza 16-17 anni, arrivano a 40 anni, padri di famiglia ma anche adulti soli in cerca di lavoro e quant'altro, e spesso e volentieri non è vero che ritornano al loro paese ad invecchiare, spesso e volentieri si fanno una vita qua e va prevista, e cosa che succede anche in maniera tra l'altro un po' allarmante è che non escono mai dai servizi, adesso in questo periodo storico sempre di più. Adesso una grande problematica di Torino, che è la città da cui vengo io, è questa impossibilità di riuscire a trovare degli affitti per persone migranti, che sembra di essere tornati indietro di 50 anni. Esatto, che però è super reale e non è solo una questione legata a un problema di razzismo, è proprio anche una questione legata a un problema di sicurezza economica, perché sono persone che magari continuano a non avere questa solidità economica che gli permette di accedere ad un mondo degli affitti che sta diventando inaccessibile per persone che hanno un lavoro regolare e quant'altro. E quindi mi viene da dire che è veramente, come l'avete descritto giustamente voi, si parla di invecchiamento non autosufficienza, ma in realtà ci sono delle specificità e delle peculiarità che bisogna assolutamente sviscerare. Al di là di questo, a me vengono in mente una serie di sollecitazioni dai discorsi che avete fatto, un pochino tutta questa questione di genere che avete sottolineato della doppia cura, perché chiaramente il lavoro generato da ogni donna occupata è un lavoro che ricade ancora su occupazione femminile, perché e anche lì è un circolo che si ripete, perché sono spesso lavori mal retribuiti, lavori usuranti e quant'altro. Invece un'altra cosa che mi era venuta in mente era io mi occupo di progettazione europea, quindi spesso raccolgo idee in giro per l'Europa di buone pratiche, e riguardo alla tecnologia, sempre sul tema dell'intergenerazionalità, c'era stato illustrato, non mi ricordo, credo in un master che avevo seguito, di tutorship di nuovi assunti nell'ambito della pubblica amministrazione, quindi più giovani, nei confronti di chi nella pubblica amministrazione già ci lavorava da 30-40 anni sulle nuove tecnologie. Quindi tutto il rapporto dell'intergenerazionalità e del cambio di potere, perché uno che è dentro il pubblico da 40 anni sa tutto, pensa, e dover accettare 2 ore la settimana di mettersi da alunno di una persona entrata di recente era super interessante anche a livello sociologico, come gestire il conflitto e quant'altro. E infine un altro progetto che mi era capitato di intercettare era un progetto che si occupava di infermeria di comunità, quindi venivano formati degli infermieri con delle tecnologie, dei tablet, di modo che andassero nelle aree montane a monitorare le persone anziane, e questo aveva una ricaduta economica pazzesca, perché la prevenzione e il monitoraggio permetteva di non dover intervenire nel momento acuto quando una persona è caduta, si è rotta il femore e va ospedalizzata per chissà quanto tempo, perché c'era effettivamente con uno sforzo minimo ma costante la possibilità anche di contenere i costi in maniera rilevante. Grazie. Trovo bellissimo sentire che ci sono appunto e quindi non mi sento, come i miei amici mi definiscono, che ho un'insana passione per l'invecchiamento. Mi sembra di capire che ci si può appassionare dell'invecchiamento. Mi veniva da aggiungere, rispetto alle cose anche che emergevano adesso, che la Caritas di Bologna sta
facendo una ricerca sulle assistenti familiari, le badanti che lavorano in quell'area, e uno dei temi interessanti è che persone ormai molto avanti negli anni e uscite anche dalla necessità lavorativa hanno deciso di vivere la loro vecchiaia lì, quindi, o meglio, qui da noi. E alle domande che veniva fatto dalle ricercatrici, una delle cose che mi ha colpito è che emergeva come, lavorando accanto a persone di cui si sono prese cura, avevano una bella consapevolezza della rete dei servizi, a proposito di empowerment, che è il lavoro, che magari per un tratto è un lavoro squalificato proprio perché è sostitutivo delle donne e come tale porta alla conseguenza ancora più negativa del concetto di lavoro, e peraltro il riflesso che sulle donne italiane, se ti ricorri a una badante perché non sei una buona figlia, quindi c'è veramente un circuito di una svalorizzazione che continua nei secoli dei secoli, e quindi questa cosa secondo me è molto interessante, al punto che chiedevano anche, rispetto a domande di servizi, semplicemente di poter avere accesso al sistema di un'abitazione tale da garantire a loro di poter vivere la loro vecchiaia proprio con una completa serenità, che questa era la scelta strategica che loro hanno deciso di fare. Quindi non nelle pieghe come poi si generano, con Maria Chiara bene lo sa, no? Le strategie poi dei soggetti, no? In relazione ai vincoli, ma che poi possono diventare invece a un certo punto anche delle opportunità. Secondo me è molto bello questo, così come è molto bello, rispetto anche a quello che accennava Carla sul tema generazionale, che questo rapporto tra le generazioni, oltre a mettere in campo quello che diceva anche Raffaele, cioè il discorso del qual è il patto generazionale rispetto alla distribuzione delle risorse, oltre che agli status che ne sono connessi, ai ruoli che ne sono connessi. Uno degli aspetti che io ho guardato ovviamente dal punto di vista sociologico è questo di questi vite connesse all'interno delle famiglie tra appunto la generazione adulta attuale, i figli, le figlie e le loro strategie di vita e quella dei genitori. Alla faccia di quello che si diceva ieri dell'ipertrofia dell'io, io vorrei mettere vicino anche che in realtà le analisi, almeno in ambito sociologico, ci hanno parlato di linked lives, di vite connesse, di interdipendenze, di continua costruzione delle tue strategie in relazione a quella degli altri. E uno degli elementi emersi su questo conflitto di lealtà era proprio su questa figura delle donne adulte che sono a volte a un bivio se mantenere l'occupazione o meno quando il carico di lavoro del proprio genitore si fa molto pesante, con tutti i rischi che poi dice anche Raffaele, cioè quando poi saranno anziane saranno donne con minore dotazione di risorse dal punto di vista pensionistico, ma anche con una loro progettualità di vita che ha dovuto interrompersi in relazione a delle necessità di cui poi spesso magari sei anche accusata, perché poi finisci in una RSA che non sei stata neanche capace fino in fondo di curare adeguatamente. Ma conflitto di lealtà tra donne che rinunciano al lavoro per sé in relazione a questa necessità, ma che favoriscono l'occupazione delle figlie gestendone i figli e i nipoti. Quindi è veramente interessante come si spalmano poi, no, i criteri valoriali. Sempre ieri si parlava di riferimento ai valori, no? Per certi versi quel valore smette di essere un abito per te, ma tu lo trasferisci sulle generazioni successive cercando di garantire alla figlia la permanenza nel mercato del lavoro. E quel dato che vi dicevo, il 57% degli 0-3 anni accuditi dai nonni e dalle nonne in particolare è veramente eloquente. Per cui sono tutti temi che ritornano, perché poi nelle strategie dei singoli e delle loro appartenenze plurime, di cui quelle familiari, ne sono coinvolti anche i bambini e le bambine.
altro dato che emerge da una ricerca Caritas molto interessante è sugli adolescenti che si prendono cura dei nonni e delle nonne, soprattutto stranieri. Di nonne, nonni e fratellini. Ecco, brava, e fratellini. Perché poi c'è questa... Esatto, che tra l'altro porta anche una visione diversa, ad esempio, dell'adolescenza, no? Ha un racconto diverso, no? Chiaro. Quindi... Vero, come questi temi appunto ridisegnano costantemente anche le costellazioni con cui diamo dei giudizi, giovani, adolescenti, sono lontani, sono in conflitto, se ne fregano, sono dall'altra parte. Cioè davvero avremmo bisogno molto di guardare con questo sguardo, no? Appunto generoso che dà l'invecchiamento, perché se noi sappiamo proprio vederlo nelle mille pieghe delle nostre singole esistenze, vediamo quanti lidi lambisce, e quindi come non è solo un problema che riguarda chi è molto avanti nel tempo. Dico un'ultima cosa che è molto carina, che stiamo sperimentando a Milano, oltre al lavoro con quella architettura di servizi che diceva Carla, contemporaneamente come Fondazione Ravasi Garzanti stiamo lavorando con le istituzioni culturali milanesi, con il Teatro Parenti, con il Museo Paul di Pezzoli, con la Fondazione del Corriere della Sera e anche con Ater Balletto. Cioè stiamo chiedendo, a proposito di quello che lei diceva, al linguaggio delle arti di dirci dal loro punto di vista questo tema dell'invecchiamento, che cosa suscita, questo linguaggio che sa arrivare prima agli aspetti più profondi, perché salta l'aspetto più razionale, giunge agli aspetti più emotivi, a delle risonanze. E questo sta attivando anche delle bellissime collaborazioni tra i più adulti e i più piccoli. Non so, questa frequentazione del museo attraverso una Polaroid e nonni e nipoti che scattano fotografie di questo museo e poi provano a combinare la foto che gli è piaciuta di più, quella che li ha colpiti in modo particolare. E insomma si stanno generando forme dove anche la frequentazione di luoghi, in questo caso artistici, diventa una frequentazione che attiva anche delle vicinanze, delle assonanze che probabilmente ci sono, ecco. Ma continuiamo a costruire mondi separati, perché in questo siamo bravissimi, no? A dare delle definizioni che sicuramente uno non riesce a dialogare con l'altro. E aggiungo un'ultima cosa sempre molto interessante, di ascolto partecipato, che diventa un tema di innovazione responsabile, ne accennava prima Carla, con il National Innovation Center for Aging di Newcastle, che è un'organizzazione governativa. Stiamo immaginando di portare in Italia questa piattaforma Voice, che ha proprio questa funzione, laddove dal mondo delle imprese sociali, profit, no profit, dal mondo dell'accademia arriva il desiderio di approfondire, di ascoltare, di misurare, di vedere l'impatto che potrebbero avere. Questa Voice attiva dei gruppi di discussione in modo strutturato con personale qualificato e mette a disposizione di queste persone qual è il nuovo prodotto, il nuovo design, la richiesta di una opinione su determinate cose, e poi la mette in relazione con quello che sono i mondi della produzione, i mondi della progettazione di servizi, piuttosto che l'articolazione di attività di ricerca. Ecco, io trovo che questo, su quel concetto di innovazione responsabile, che è un altro delle chiavi di lettura di cui l'invecchiamento si presta bene, c'è questo articolo bellissimo di questa studiosa Moore, scritto M-O-O-R-E, su proprio l'innovazione responsabile nell'invecchiamento, che mette proprio a fuoco queste dimensioni che secondo me sono cruciali, cioè come attivare processi di innovazione, che risponde anche alla domanda che faceva la pedagogista qui davanti, dove l'innovazione è continua riappropriazione da parte del soggetto delle caratteristiche della propria dimensione di vita, ma anche in soggetti che hanno patologie dementigene. E questa è la cosa, cioè non c'è un limite che
è solo appunto come si affronta il tema, come si guarda alla persona e che cosa immaginiamo che anche quella patologia costruisca nella persona in termini di sua modificazione. E quindi c'è tutto un lavoro anche di alleanza con quelle che sono le capacità, i ricordi, e addirittura ci sono associazioni in Olanda dove l'alleanza con le università viene fatta dall'associazione di persone con demenza e sono loro gli interlocutori dei ricercatori e delle ricercatrici universitarie. Quindi vuol dire che rompiamo anche qua ancora una volta una visione escludente. Insomma, credo che siano tutti segnali di una grande apertura che il tema della longevità ci consegna, e quindi non lasciamoci fregare da certe mappe mentali che veramente sono ormai da mettere in un cassetto. Va bene, io ringrazio tutti.